Elezioni 2012 a Jesolo, l'alleanza tra PDL e PD per appoggiare la corsa a sindaco dell'Azzurro. Valerio Zoggia scatena le polemiche. Nel prossimo servizio sentiamo allora lo sfogo di Alessandra Miraglia, che ha deciso di lasciare la segreteria provinciale del Partito Democratico. Capisco che i partiti sul territorio possano, in alcuni casi debbano fare scelte diverse da quelle che vengono fatte a livello nazionale, ma a tutto c'è un limite. Però un'alleanza fino al punto di coinvolgere il PDL, per me che voglio dire, ho aderito entusiasticamente e convinta al progetto politico del PD, ecco, è qualcosa che faccio veramente fatica a capire, che non riesco ad accettare. Per questo motivo Alessandra Miraglia, pur confermando di restare nel PD, ha deciso di uscire dalla segreteria provinciale. La giustificazione della scelta di appoggiare Valerio Zoggia, attualmente vice sindaco nella giunta Calzavara, risiederebbe nel timore di scomparire dal panorama politico iesolano, ma per la Miraglia il PD ha le persone per fare scelte diverse. Altre scelte mi sembrano ingenerosamente al ribasso e tra l'altro in un momento in cui i partiti godono di una bassissima fiducia da parte degli elettori, certe alleanze così eterogenee, io penso che facciano difficoltà a venire capite. Per battere la Lega, obiettivo dichiarato, non si può andare oltre un certo limite. Secondo me c'è un crinale oltre al quale una posizione di opposizione e di contestazione è necessaria. Si impone ed è doverosa. Alessandra Miraglia non si sente una nuova Deborah Serracchiani. No, guardi, assolutamente no, anzi è stata una scelta, le assicuro, non semplice.